Antonio Nani, Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, a Roma per l'Assemblea Nazionale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni. Partiamo però da un dato riguardante il territorio. Quanto sta incidendo il caldo sul territorio dell'Alta Pianura Veneta? Il caldo sta incidendo che noi per fortuna abbiamo l'acqua su quasi tutto quanto il territorio, perché il territorio dell'Alta Pianura Veneta bisogna di suddividerlo in 3 macro zone, che vuol dire il nord-est di Vicenza, il nord-ovest e la pianura, diciamo, al di sotto dell'autostrada. Al sotto dell'autostrada abbiamo il beneficio dell'Ebbe, qua acqua ce ne abbiamo e per il momento non ci sono problemi, mentre nel nord-est ci sono dei problemi che sta creando paurosamente l'astico. Per il momento, per questa settimana ci affacciamo, vedremo la settimana prossima, perché altre risorse non abbiamo. Mentre nel nord-ovest, la vallata dell'Agno e quant'altro, c'è ancora un po' di riserva d'acqua, i pozzi stanno funzionando e comunque per il momento non ci sono problemi. Se per caso piove anche in montagna entro 3-4 giorni, 5 che è prevista una pioggia, noi diremmo che se arriviamo verso i 25, 30 di agosto abbiamo risolto il problema della siccità. Una bella soddisfazione, sono stati citati i pozzi bevitori, che è un'esperienza dell'Alta Pianura Veneta come esempio di innovazione nella bonifica. È un principio che vedi venire a Roma, alle volte serve e non serve, no? Questa volta abbiamo capito ancora nel 2003, su un incontro fatto qua a Roma, dei pozzi, come si poteva immagazzinare l'acqua, e noi abbiamo pensato a fare questi famosi pozzi bevitori. E oggi come oggi è una cosa dove si può farlo, perché non dappertutto si può fare queste cose, dove si potrà farlo. Continueremo adesso a scandagliare il territorio e faremo pozzi bevitori in modo che abbiamo un serbatoio che, se noi riusciamo a dire consumiamo 1 milione di metri cubi di acqua all'anno e 1 milione nell'invernata li mettiamo sotto nel territorio, avremmo fatto un invaso naturale spendendo pochissimo e avendo una risorsa che quando c'è la necessità le abbiamo lì a portata di mano. Come guarda i prossimi mesi? Con serenità o preoccupazione sia per l'acqua, la quantità d'acqua, sia per lo stato idrogeologico del comprensorio? Allora, i prossimi mesi credo che, da quello che ha detto il Ministro, saremo sereni. Dopo, su quello che farà questo governo, ho visto una persona che ha le idee molto chiare e che ha volontà di fare. Dopo quello che succederà non lo so, ma comunque intanto ci sono delle premesse molto buone. Cosa succederà nel territorio? Credo che per i consorzi di bonifica oggi veniamo fuori rafforzati da questo incontro, perché hanno capito e hanno, dopo anni di discussione, che siamo gli unici enti che sono a gestione del territorio. Siamo noi che gestiamo il territorio perché abbiamo le conoscenze e le capacità di farlo. Questo è un riconoscimento che fa piacere e credo che ne valga che qualcuno sta capendo che a livello romano soprattutto e anche a livello regionale sta capendo che i consorzi di bonifica sono un ente indispensabile per il territorio. Grazie.